Bentornati e bentornate a Focus Verona Economia, speciale 20ª settimana veronese della finanza. Questa settimana parliamo di agroalimentare, in particolare di uno dei nostri prodotti principe della nostra economia, il vino. E allora diamo il benvenuto, è collegato con noi Pierluigi Guarise, che è amministratore delegato del gruppo Collis Veneto Wine Group. Benvenuto, dottor Guarise. Grazie per l'invito, buonasera innanzitutto e grazie ancora. Facciamo vedere dal sito internet collisgroup.it un riferimento rispetto al vostro gruppo. Qui trovate tutte le informazioni relative a davvero questa grande realtà che ha 3 aree di azione, Verona, Vicenza e Padova, ma una gran fetta insomma nel veronese, che nel 2008, magari partirei da lì, dottor Guarise, ha avuto un inizio di una nuova storia. Il 2008 è stato un anno importante per la vostra realtà, è così? Certamente, perché nel 2008 diciamo che i consigli di amministrazione delle 2 cooperative che sono i pilastri fondanti di Collis hanno deciso di unirsi, di mettersi insieme, di portare all'interno tutte le loro attività di tipo industriale, pur mantenendo diciamo le 2 società, le 2 cooperative di base distinte, creando una cooperativa di secondo grado che era Collis Veneto Wine Group. E da lì è iniziato questo percorso di aggregazione che ha consentito di poter arrivare fino ai giorni nostri, o meglio fino al 2023, dove in un concetto di ottimizzazione delle attività e delle riorganizzazioni anche di alcune attività si è fatta una fusione delle 2 cooperative dove si sono fuse all'interno di Collis Veneto Wine Group, facendo nascere questa nuova entità, una nuova entità che oggi lavora sui territori di Verona, Vicenza e Padova principalmente. E grazie a questa nuova entità sono entrate all'interno di Collis Veneto Wine Group anche le partecipazioni che le 2 società detenevano, quindi sia la Sartori da un lato, Cielo e Terra dall'altro, e la già partecipata a Riondo al 100%, e quindi oggi di fatto abbiamo semplificato tutta la catena. C'è questa grande cooperativa dove alla fine lavorano circa 2000 soci, portano a conferimento le loro uve, gestiamo circa 6.000 ettari di vigneto e gestiamo queste 3 società partecipate che poi sono diventate, con un'ulteriore operazione, 2, da un lato Collis Heritage che ha all'interno Riondo e Sartori e dall'altro Cielo e Terra. Dicevamo 2008 una data importante per lei, anche il 2022 perché ha assunto il ruolo, lo vediamo anche dal sito veroneconomia.it, di amministratore delegato dopo una lunga gavetta, perché se non sbagliamo insomma dopo 23 anni da direttore generale del gruppo ha assunto questo nuovo incarico che dal punto di vista operativo chiaramente ha un peso nuovo, diverso. Una piccola parentesi su di lei, quindi sono passati 2 anni, dottor Guarise, da questo incarico importante da AD del gruppo. Come sono stati questi 2 anni a livello anche personale, professionale? Direi molto stimolanti e molto entusiasmanti, perché hanno dato la possibilità di dare il mio contributo lavorando all'interno di un consiglio di amministrazione, prima dei 2 consigli di amministrazione delle 2 società e poi dell'unico consiglio di amministrazione che abbiamo costituito, con grande determinazione e con grande motivazione per portare alla realizzazione nel 2023 di questa fusione di cui accennavo prima, delle 2 cooperative che hanno dato origine a questa nuova cooperativa di primo grado, nuova fra virgolette nel nome ma non certo nella storia, con la capacità oggi che ha di gestire appunto quelle superfici che ho già citato, per una produzione di circa 1 milione di quintali di uve che vengono lavorate e trasformate in 750.000 ettolitri circa di vino. Quindi una grandissima soddisfazione nel riuscire a realizzare, attraverso appunto anche il mio contributo, questo progetto che i soci e gli amministratori che poi appunto su mandato dei soci hanno gestito questa operazione avevo in animo ormai da qualche anno, e quindi abbiamo creato le condizioni per poterla realizzare. Senta, avete dei numeri tali da darvi la possibilità di essere considerati di fatto un osservatorio sul mondo del vino. Che momento è questo per il prodotto principe, dicevo, dell'economia non solo veronese, chiaramente anche italiana? Sappiamo che c'è una leggera flessione sul mondo dell'export, ma ci dica qualcosa in più.
Ma indubbiamente il mondo del vino è un mondo che negli ultimi 15 anni ha avuto delle grandissime soddisfazioni, in particolare del vino italiano e non ultimo del vino veneto e del vino dei nostri territori. Siamo arrivati a dei livelli di esportazione che non si erano mai raggiunti prima e oggi stiamo vivendo un momento comunque molto positivo in termini generali se lo confrontiamo anche con altre attività del mondo dell'agricoltura, quindi rimaniamo sempre in un'area positiva. Certo, all'orizzonte si affaccia qualche nuvola, stiamo vedendo in effetti che ci sono dei consumi che si stanno riducendo un po' ovunque, complice quello che è stata la situazione economica in generale che in questi ultimi anni, dopo il Covid in modo particolare, abbiamo registrato, quindi economie un po' più deboli in tutto il mondo, stati molto importanti come gli Stati Uniti d'America dove iniziano a ridursi dei consumi e quindi c'è sicuramente una riduzione dei consumi, ma comunque direi al momento ancora accettabile e fisiologica rispetto a una grandissima crescita che ha avuto il vino italiano nel mondo e soprattutto rispetto a un posizionamento che ha trovato oggi il vino italiano nel mondo che sicuramente non è da sottovalutare né tantomeno da non considerare rispetto ai cugini francesi che sono sempre stati leader. Oggi, anche attraverso prodotti come il Prosecco, che ha trovato un suo segmento di mercato e che ha avuto un grandissimo successo, siamo diventati leader nel mondo nelle bollicine e questo la dice lunga. Quindi un posizionamento molto forte dove sì, è vero, pur in quel posizionamento molto forte, oggi c'è una leggera contrazione dei volumi, ma insomma noi siamo confidenti che la qualità del prodotto che viene prodotto nei nostri territori sia sicuramente in grado di poter supportare le attività dei nostri viticoltori anche in prospettiva futura. A proposito di qualità del prodotto, si è conclusa la vendemmia 2024, quali sono le prime sensazioni? Ma è stata un'annata anche questa caratterizzata da un andamento stagionale, definiamolo anomalo per certi versi, e quindi abbiamo subito in una prima fase dell'inizio delle coltivazioni delle problematiche legate al freddo, al gelo, dove in alcune aree hanno di fatto ridotto di molto la capacità produttiva dei vigneti, riducendo quindi le produzioni in maniera drastica. E poi ci sono state alcune cultivar, alcune varietà, ad esempio la Gargana, che è una di queste importanti nel nostro territorio, che serve per la produzione del soave e anche per altri vini, dal Gardadocca a quant'altro, dove rispetto a quelle che erano le provvisioni abbiamo avuto delle riduzioni quantitative piuttosto significative. Noi a livello di gruppo registriamo dei quantitativi più o meno in linea come lo scorso anno in termini produttivi, che però anche lo scorso anno, dobbiamo sottolinearlo, è stato un anno certamente non interessante da un punto di vista produttivo. Da un punto di vista della qualità invece posso dire che anche quest'anno la qualità delle produzioni si è riconfermata perché rese più basse spesso e volentieri diciamo fanno il paio anche con una qualità migliore, quindi dal punto di vista qualitativo non vediamo particolari rischi, ripeto, si è ridotta un po' la quantità. A livello di mercato in senso generale, quanto le ho detto, quindi tutto sommato anche queste lievi riduzioni dei consumi che oggi ci sono nel mondo ci preoccupano il giusto, ma riteniamo che tutto sommato ci possa comunque ancora considerare un settore estremamente positivo, quello della viticoltura e della produzione del vino. Grande attenzione da parte del vostro gruppo alla sostenibilità, vediamo qui una notizia di cui sicuramente andrà fiero, nel senso che ripete spesso che l'ottenimento di 4 certificazioni Equalitas è una notizia e soprattutto un fatto non così frequente che in qualche modo vi rende orgogliosi del percorso di buone pratiche di sostenibilità che avete promosso fino a questo momento e che immaginiamo vogliate proseguire anche in futuro, no? Ma il gruppo è da anni che è molto impegnato rispetto a quella che è la certificazione di tutti i suoi processi produttivi. A questo punto siamo andati oltre ai processi produttivi perché quando si parla di sostenibilità ambientale si parla di più pilastri, tra cui appunto anche la sostenibilità sociale, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità che noi diciamo anche economica delle imprese che partecipano diciamo a questi progetti. Ma quello che ci interessava e mi interessa evidenziare è che al di là della certificazione Equalitas e delle varie certificazioni a livello di stabilimenti di produzione, e quando parlo di stabilimento di produzione parlo sia delle cantine che sono tutte certificate per la sostenibilità, sia degli impianti di produzione in bottiglia, quindi dell'imbottigliamento. Ricordo che il gruppo sviluppa circa
150 milioni di euro di fatturato solo nella vendita delle bottiglie, e come gruppo complessivamente quest'anno chiudiamo di 219 milioni di euro come bilancio consolidato. Ci sono 75 milioni di bottiglie che vengono vendute nel mondo. Ecco, buona parte del vino che viene messo in quelle bottiglie, oggi noi siamo in grado di certificare il vino che entra in quelle bottiglie, perché siamo stati la prima azienda a certificare un numero molto significativo di produttori, più di 400 produttori dei nostri soci che sono certificati Equalitas, e quindi abbiamo certificato Equalitas le aziende agricole dei nostri soci, e quindi questo veramente ci rende orgogliosi, perché ci permette innanzitutto di dare un valore estremo al prodotto che andiamo a proporre al mercato, e probabilmente anche di riuscire a valorizzare al meglio quella che è le produzioni dei nostri soci, perché ricordiamoci che tutte le attività che noi svolgiamo sono finalizzate a riuscire a realizzare nel miglior modo e a remunerare nel miglior modo le uve dei nostri conferenti. Abbiamo parlato prima di nomine, c'è da qualche mese anche la presenza di un nuovo direttore generale, lo guardiamo sempre sul sito veroneconomia.it, è stato nominato appunto con questo ruolo Christian Scrinzi, che ricopre questo ruolo appunto di direttore generale e va a completare, diciamo così, i vertici apicali del gruppo, ricordiamo presieduto da Pietro Zambon. Ecco, un'entrata importante anche quella di Scrinzi, Guarise, vero? Vista l'esperienza anche personale che ha il vostro direttore. Ma direi che questo dimostra ancora una volta quant'è l'impegno oggi del gruppo a voler investire non soltanto in tecnologia, in impianti e in mezzi, ma anche e soprattutto in uomini e in risorse umane. Riteniamo che senza le risorse umane di qualità sia difficile portare avanti qualsiasi tipo di processo, perché come spesso si dice, una frase scontata, i progetti camminano sulle gambe degli uomini, no? E si sviluppano soltanto in quel modo lì. Christian Scrinzi è una persona di grandissima esperienza, è una persona che ha altissime competenze da un punto di vista enologico e anche da un punto di vista organizzativo, e quindi all'interno del gruppo abbiamo ritenuto necessario fare questo ulteriore investimento. Christian ha condiviso il progetto che il gruppo ha, che è certamente un progetto di crescita, ma un progetto di crescita attraverso appunto anche le società controllate, che va ad abbracciare un po' tutti i segmenti del mercato, dai prodotti che vogliamo fare premium, cosiddetti dei vini premium, ai prodotti che sono anche di uso comune e di uso quotidiano da parte dei consumatori, quindi andare a coprire tutte le varie fasce del mercato. Per fare questo servivano anche competenze specifiche con grandissima esperienza maturata non solo sul territorio italiano, ma anche con esperienze internazionali, per rendere, diciamo, più agevole questo nostro percorso e darci maggiore possibilità di successo rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati. Ha anticipato in parte l'ultima domanda che le avrei voluto fare, ovvero cosa ci aspetta in futuro da questo grande gruppo. Collis in parte appunto mi ha già risposto, ma andiamo a completare a questo punto la domanda e poi a salutarci. Sono anni di sfide, lo abbiamo detto, per una serie di fattori anche esterni chiaramente all'azienda e al contesto regionale o nazionale, ma sappiamo insomma che ci sono aziende che lavorano bene, seguono delle regole, si impegnano e puntano alla qualità. Voi sarete al fianco ovviamente anche dei vostri soci per mantenere questo status, magari anche migliorandolo, no? Assolutamente, questo è un obiettivo di solito. Ma non c'è ombra di dubbio, anche perché ogni giorno uno deve migliorarsi, perché quello è quello che ci chiede il mercato, e ogni giorno deve prestare una grandissima attenzione a quello che chiede il nostro consumatore. Quando parliamo di sostenibilità diventerà, secondo la nostra analisi, il nostro punto di vista, alla fine un prerequisito, perché è evidente che c'è questa grande necessità da parte del consumatore di conoscere come viene realizzato quel prodotto e avere la certezza che si va in quella direzione. Quindi noi su questo stiamo investendo molto, quindi sulla qualità a tutto tondo e sulla sostenibilità a tutto tondo, e stiamo investendo anche sempre di più anche sui mercati esteri, per riuscire a portare attraverso le nostre, definisco portaerei, che sono le nostre società partecipate nelle quali stiamo continuamente investendo, a partire da Collis Seritas, quindi con il brand Sartori e Cantine Riondo, stiamo investendo in diversi paesi del mondo, anche realizzando come stiamo facendo in qualche paese, dei presidi stabili con personale di quei paesi, proprio per riuscire a garantire lo sbocco in futuro delle nostre produzioni, cercando, come ho già detto in precedenza, di valorizzare il massimo le nostre produzioni. Quindi noi siamo oggi
abbiamo preso un abbrivio verso un'azienda che vuole crescere, che vuole strutturarsi, perché per crescere bisogna strutturarsi, con professionalità di alto livello, per avere maggiori possibilità di successo. È tutto molto chiaro, la ringraziamo dottor Guarise per essere stato con noi, per aver contribuito a questo focus di approfondimento sull'agroalimentare, in particolare sul settore vitivinicolo. La ringraziamo e la aspettiamo in futuro anche qui in studio da noi. Grazie anche per l'invito in studio in futuro, buon proseguimento e buona serata a tutti. La ringrazio. E allora davvero salutiamo Pierluigi Guarise, amministratore delegato di Collis Veneto Wine Group, per averci dato una panoramica molto esaustiva sull'azienda, ma in generale anche sul settore vitivinicolo, visto attraverso l'osservatorio di Collis. Questa puntata termina qui, noi ci vediamo al prossimo appuntamento.